benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. La frana di Niscemi, anche il Papa durante l'Angelus prega per gli sfollati, nuovo campo dei Vigili del Fuoco, manifestazione dei Nomuos, da domani il recupero dei beni. Continuano le verifiche di protezione civile e geologi. Aggressione shock al pronto soccorso di Agrigento, infermiere picchiato e minacciato di morte davanti alla polizia, arrestato l'aggressore. Sant'Agata, la devozione non si ferma, i turisti affollano ancora le vie del centro di Catania, cattedrale e Palazzo degli Elefanti tra i luoghi più visitati. Messina si apre la partita politica, dopo le dimissioni del sindaco Basile scatta la corsa alle alleanze per le regionali. Tra i 6 dolci italiani più amati nel mondo, 2 sono di casa nostra, cannoli e cassata, prelibatezze, zuccheri compressi che rappresentano la Sicilia. Palermo vittoria col brivido al Barbera, Empoli battuto 3-2, doppietta di Poyampalo, Rosanero a 2 punti dal secondo posto. In Serie C, Catania settimana decisiva, 2 partite in calendario con il Cerignola e poi in casa del Siracusa. I prossimi giorni, forse già lunedì, saranno decisivi per il centro sportivo con il saldo e la chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo. Bentrovati, dunque è la terza domenica di emergenza a Niscemi, oltre 1500 gli sfollati, la frana continua a muoversi, questa mattina l'appello di Papa Leone alla preghiera è una manifestazione del movimento Nomuos contro l'abbandono del territorio, ci racconta tutto Gerry Italia. Terza domenica di emergenza per Niscemi, la frana non si ferma e il paese resta in gran parte paralizzato. Oggi è stato installato un nuovo campo dei Vigili del Fuoco, da domani pomeriggio partiranno le operazioni di recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate nella zona rossa compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. I Vigili del Fuoco accompagneranno i residenti per accessi brevi e controllati, dopo le verifiche tecniche con strumenti in grado di rilevare anche minimi movimenti del terreno. Si prevedono tra i 60 e gli 80 interventi al giorno in base alle condizioni di sicurezza e al meteo. Oggi è arrivato sul posto anche il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina per un sopralluogo sull'andamento della frana. Ogni giorno intanto in prefettura a Caltanissetta il centro coordinamento soccorsi fa il punto sulla situazione. Il fronte della frana ha superato i 4 km e lo scivolamento verso valle continua. Gli sfollati sono oltre 1500 nei quartieri Sante Croci, Trappeto e Via del Popolo. Nella zona rossa restano interdetti 880 edifici. Questa mattina, durante l'Angelus, anche Papa Leone ha rivolto un appello alla preghiera per Niscemi e per i territori colpiti dal ciclone Harry, chiedendo vicinanza alle popolazioni colpite. Assicuro la mia preghiera per le popolazioni dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. In città intanto la tensione resta alta. Questa mattina manifestazione del movimento Nomuos insieme a sindacati di base e cittadini. Il corteo aperto dallo striscione Niscemi non cade è partito da Largo Mascione. Al centro della protesta l'abbandono del territorio, la mancanza di pianificazione e i lavori in corso nella base militare statunitense del MUOS. I manifestanti denunciano anni di incuria e ricordano il disastro del 1997 con case ancora oggi a rischio. A Niscemi intanto restano l'attesa e l'incertezza mentre il paese continua a fare i conti con una frana che ancora non dà tregua. Violenza al pronto soccorso di Agrigento. Un infermiere è stato aggredito con calci e pugni da un uomo che si rifiutava di liberare una barella. Il violento ha anche minacciato di morte l'operatore sanitario. È stato arrestato dalla polizia, come ci racconta Davide Sardo. La violenza irrompe ancora una volta in corsia. Un pronto soccorso trasformato in teatro di follia e paura. Calci, pugni e minacce di morte contro un infermiere. È accaduto ad Agrigento, dentro l'ospedale. Non voleva liberare la barella, una barella occupata senza alcuna ragione sanitaria. Quando l'infermiere di turno gli ha chiesto più volte di scendere perché serviva per un'emergenza, il 34enne ha perso il controllo, è andato in escandescenze e ha aggredito l'operatore sanitario con calci e pugni.
Nemmeno l'arrivo della polizia è riuscito a placarlo. Davanti agli agenti ha continuato a urlare, arrivando a minacciare di morte l'infermiere. «Ti taglio la testa!» avrebbe gridato a gran voce. Tutto è successo nella scorsa serata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo, agrigentino, disoccupato e senza fissa dimora, sarebbe solito bivaccare da tempo nell'area di emergenza, dormendo sulle barelle. Ma quella sera la barella serviva davvero ed è scoppiato il pandemonio. Il 34enne è stato arrestato dai poliziotti, delle volanti della questura per minacce gravi e lesioni personali a operatore sanitario in servizio. 2 uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti dalla polizia nella loro abitazione nel quartiere Zafferia a Messina. La segnalazione da parte dell'altro figlio della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto da un paio di giorni con il padre 90enne che aveva problemi di salute e col fratello 50enne. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza, l'ipotesi è che si potrebbe trattare di un decesso per cause naturali. Sarà fatta l'autopsia. A Catania, nella zona del villaggio d'Usmet, un pregiudicato di 48 anni è stato ferito alla gamba all'altezza della coscia da un colpo di arma da fuoco. L'uomo è stato soccorso e portato appunto al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, non è in pericolo di vita, ma si indaga sull'accaduto. Ritrovata ancora intatta la cassa bancomat rubata la notte scorsa a Giarratana, nel Ragusano. 60.000 euro al suo interno. I rapinatori non sono riusciti ad aprirla e probabilmente l'hanno abbandonata in campagna, come ci racconta Veronica Barbarino. Conteneva oltre 60.000 euro in contanti la cassa bancomat rubata la scorsa notte a Giarratana nel Ragusano. Un bottino importante, ma che alla fine Lupin e i suoi complici non sono riusciti a portare a casa. Le indagini dei carabinieri, infatti, hanno permesso di ritrovare nelle campagne della zona i mezzi rubati usati per mettere a segno il colpo e la cassa bancomat ancora perfettamente integra, probabilmente in attesa di essere recuperata. La Banca Agricola di Sicilia, ricordiamo, era stata presa d'assalto con una ruspa e la cassaforte caricata su un autocarro. Un'operazione rivelatasi più spettacolare che efficace. I mezzi ritrovati sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo i rilievi tecnici, mentre la cassaforte è stata sottoposta a sequestro. Le indagini proseguono al fine di individuare i responsabili dell'ambizioso ma non riuscito colpo. La festa di Sant'Agata si è conclusa, ma c'è ancora tanta voglia di Agata. Catania vive un'atmosfera di festa con tanti fedeli che approfittano della domenica per un saluto alla patrona. Al comune, gran finale dei matinè musicali. Martedì la riapertura di Via Caronda. Tonino De Mana. Beautiful Sant'Agata. Dal Giappone a Catania è sempre contagiosa la voglia di far festa per la patrona Sant'Agata. Dopo il bagno di folla di una 3 giorni intensa ed indimenticabile per devozione, folklore e partecipazione, la giornata domenicale è l'occasione per visitare la cattedrale. È forte richiamo di Sant'Agata, c'è chi è stata in processione ed è tornata. Sono stata per la festa, è stato uno spettacolo, oggi sono ritornata. E chi invece ha approfittato della domenica per vivere ancora l'atmosfera di Sant'Agata. Sono emozionatissima perché sono guarita da una malattia, ecco. Come ogni anno noi siamo devoti e veniamo qui a onorare la nostra santa patrona. Anche se io sono del paese di Pippo Baudo, in Militello in Val di Catania abbiamo i nostri patroni, però Sant'Agata rappresenta qualcosa di importante. In molti si fermano ad osservare la carrozza del Senato, l'abbiamo vista uscire il 3 febbraio, altri sono attratti dal Fercolo a Casa Vara. In piazza incontriamo una guida turistica, raccogliamo le sue impressioni. Noi abbiamo visto quest'anno per esempio molti orientali che siano giapponesi o dalla Cina, però moltissimi erano anche dietro il Fercolo di Sant'Agata. Tanti visitatori a Palazzo degli Elefanti, sede del comune, per il gran finale dei matinè musicali. In strada è un'altra musica, quella dei Clacson, dove per la viabilità si attende soltanto la riapertura di Via Caronda, chiusa al traffico per la rimozione della cera. La strada, intoppi permettendo, sarà transitabile da martedì.
E durante i festeggiamenti in onore della patrona di Catania, Sant'Agata, sentite cosa è successo. È arrivata una telefonata al 112 di un devoto che stava seguendo la processione, quindi in strada, ma ha segnalato un furto in atto all'interno della sua abitazione dove era scattato l'antifurto. L'uomo, collegandosi all'impianto di telecamere poste all'interno dell'appartamento, ha visualizzato in tempo reale la presenza di un ladro. I carabinieri hanno bloccato e arrestato il ladro e il suo complice mentre cercavano di dileguarsi a bordo di un'auto. Non si può stare tranquilli dunque neanche durante Sant'Agata. Le dimissioni adesso del sindaco di Messina, Basile, spiazzano una parte del centrodestra e fanno partire la corsa alle alleanze in vista delle regionali del prossimo anno. Manlio Viola. Parte da Messina la sfida in vista delle elezioni regionali del 2027 attraverso la prima competizione elettorale che conta, e a dare il via a tutto questo, rimescolando le carte, sono state le dimissioni di Federico Basile da sindaco della città dello Stretto. Non solo una sfida proprio per Messina. Il primo cittadino lascia per due motivi: da una parte si trova in minoranza in consiglio comunale e questo rende difficile ogni provvedimento. Succede da quando la Lega si è sfilata dall'accordo iniziale con Cateno De Luca. Basile lo ha detto chiaro lasciando l'incarico: sono stanco di dover combattere su ogni provvedimento. Ma il vero motivo politico è un altro. I sondaggi dicono, a sud chiama nord, che andare al voto adesso è più conveniente. Da una parte perché i movimenti locali come quello di De Luca vengono danneggiati dalla concomitanza delle elezioni contornate che vedono in campo i partiti nazionali. Dall'altra parte perché blindare entro l'estate Messina significa anche mettere una solida base da cui partire per l'assalto alla regione che Scateno ha già avviato da Caltagirone. A rimanere spiazzato però è Gaetano Galvagno, il presidente dell'Ars ed esponente di Fratelli d'Italia, che non ha mai nascosto l'amicizia con il luogotenente di De Luca, il sindaco di Santa Teresa di Riva e deputato regionale Danilo Lo Giudice, e sotto sotto contava di portare i voti proprio di De Luca nel centrodestra in caso di candidatura. 90 giorni di commissariamento adesso non sono molti. Il centrodestra insorge e prepara la battaglia, il centrosinistra pensa se allearsi già a partire da Messina. Bisogna cominciare subito a organizzarsi per le elezioni che cadranno fra maggio e giugno. Sempre più famiglie devono rinunciare alle cure sanitarie perché non hanno i soldi per acquistare i farmaci. Un'istantanea desolante. A Palermo e provincia la povertà sanitaria colpisce 50.000 persone. Ce ne parla Marco Culla. Aumenta sempre più la povertà sanitaria e cresce il numero di persone che non hanno i mezzi economici per permettersi di pagare le cure o anche solo di acquistare semplici antipiretici, antinfiammatori e antinfluenzali, oppure uno sciroppo per la tosse. Un'istantanea preoccupante. A Palermo e provincia 50.000 persone non possono permettersi di acquistare i farmaci perché devono dare priorità ad altre spese. La povertà sanitaria ha raggiunto livelli veramente preoccupanti. Molto spesso nelle nostre farmacie i nostri pazienti non riescono neanche a pagare il ticket ove necessario, devono scegliere tra comprare un farmaco per un bambino ammalato, uno sciroppo per la tosse, piuttosto che un antipiretico, piuttosto che sopperire a un bisogno di necessità familiare. Questo è sicuramente drammatico. Federfarma Palermo e il banco farmaceutico lanciano un particolare appello al cuore dei palermitani affinché quest'anno contribuiscano in maniera ancora più generosa alla giornata di raccolta del farmaco che si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio. E le richieste sono già tante. La povertà si è notevolmente estesa e coinvolge sempre più famiglie che prima magari erano al limite della povertà, ma le condizioni attuali le spinge a cadere in una fase critica. Molte sono le persone che non si curano. È capitato di recente una signora, per una semplice coincidenza c'era il cardiologo e gli abbiamo detto entra e fai una visita, in realtà ha problemi con il cuore. Cambiamo argomento adesso, parliamo adesso di un altro record che riguarda la Sicilia, un record molto dolce perché pensate tra i 6 dolci italiani più amati nel mondo, secondo una recente classifica Michelin, 2 sono siciliani, cannoli e cassata, prelibatezze che rappresentano la Sicilia da gustare con montagne di zuccheri ma a cui sicuramente è impossibile resistere, come ci racconta Francesco Aloi. Sono un carico di zuccheri, però ti
ti dimentichi di essere al mondo perché sono una cosa fantastica. Soprattutto la domenica e nei giorni di festa sulla tavola non possono mancare i dolci. Tra quelli italiani più amati nel mondo, sul podio c'è la Sicilia. Primo il tiramisù, ma al secondo e terzo posto ci sono i cannoli e la cassata. Io ho molti amici, turisti che sono diventati amici e la cosa che apprezzano sono la cassata e il cannolo. Ogni domenica nelle nostre tavole sono di diritto, diciamo. Sono proprio questi dolci che più di altri portano in alto il nome della nostra regione. Sole, mare, cultura e si sa, buona cucina. Tra i 6 dolci italiani più amati nel mondo, la Sicilia non poteva non esserci. Essendo dei dolci con abbondante zucchero, la conservazione è molto più lunga, però sono rimasti negli anni sempre dei capisaldi della nostra pasticceria. Naturalmente i medici nutrizionisti ribadiscono dolci sì, ma senza abusarne. È un'antica tradizione araba che è arrivata fino a noi e quindi siamo un popolo antico, per cui queste cose valgono. Ed è impossibile resistere. Sì, purtroppo sì. Tu fai delle cose assurde. Mio zio è morto di là da 2 giorni, noi siamo digiuni, tu ci porti i cannoli che a noi la glicemia ci schioppa a 3.000. T'ho detto potevi portare una cassata. Non ne avevano cassata! Bene, ovviamente scatta il sorriso che invece non è adeguato alla prossima notizia, perché è morto a Catania a 78 anni Angelo Attaguile, politico ed ex presidente del Calcio Catania. Ha ricoperto la carica nel club rosso-azzurro dal 1987 al 1990. Nato a Gran Michele, Attaguile è cresciuto all'interno della Democrazia Cristiana. Nel 2013 è stato eletto alla Camera dei Deputati in quota MPA, per poi passare primo in Sicilia alla Lega di Matteo Salvini. Con questa notizia noi ci fermiamo per una breve pausa, ma torniamo tra poco con lo sport. Torniamo in studio con lo sport, il calcio, vittoria sofferta e sudata per il Palermo che ieri al Barbera ha piegato l'Empoli per 3-2, decisiva la doppietta del solito poi Giampaolo, rosanero a 2 punti dal secondo posto. Marco Gullà. Sudata ma meritata, il Palermo continua a vincere la 6ª vittoria consecutiva ottenuta in casa. Al Barbera ieri i rosaneri hanno sconfitto per 3-2 un ottimo Empoli, 3 punti che avvicinano i siciliani al secondo posto, distante 2 lunghezze dopo la sconfitta del Frosinone con il Venezia. Una partita rocambolesca quella del Barbera, un up and down di emozioni con i siciliani che alla fine hanno alzato le braccia al cielo grazie al rigore segnato da Giampaolo. Eravamo un po' nervosi all'inizio, però poi la squadra, insomma, quell'1-0 poteva ammazzarla, invece ha reagito bene, anche il 2-2, una vittoria di grande spirito, di lotta, sono molto contento. Sono i toscani a sbloccarla dopo pochi minuti, dopo una serie di rimpalli in area di rigore è Guarino il più lesto a girare verso la porta di Joronen e firmare la rete del vantaggio. Doccia gelata per i 25.000 del Barbera. Il Palermo però non si abbatte, seppur senza brillare trova il pareggio con questo tiro di Giasi che sbatte sul palo e poi carambola su Fulignati. Autogol dell'ex portiere rosanero, è 1-1. L'Empoli gioca meglio dei siciliani, Joronen però attento sugli attacchi dei toscani. Ripresa, entra Jonsen e la partita cambia proprio da un suo colpo di tacco. Inizia l'azione che porta al 2-1 del solito Giampaolo. Il Barbera è una bolgia. Altro capitolo del match, il Palermo presta il fianco e l'Empoli sbuca dal nulla con Ebuei che batte Joronen per il 2-2. Una partita infinita. La gara va avanti, possibile rigore per il Palermo che l'arbitro non concede. Poi all'84esimo fallo su Bani, questa volta zero dubbi, penalty netto che Giampaolo trasforma con freddezza. È 3-2. 3 punti d'oro per il Palermo che centra il suo 11° risultato utile consecutivo. Scelte definite per alcuni ruoli e ballottaggi soprattutto in avanti per il Catania in vista del Cerignola. Primi giorni della settimana decisivi anche per il versamento del saldo e la chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo, come ci racconta Marco Carli.
Weekend vissuto come una vigilia, mentre le altre, tranne il Trapani, sono scese in campo. La partita di martedì al Massimino con il Cerignola è per il Catania il primo di una serie di impegni ravvicinati, con i rossazzurri chiamati a giocare anche 3 match infrasettimanali, il primo appunto con i pugliesi, il secondo sempre in casa col Trapani, subito dopo l'altra sfida regionale in trasferta a Siracusa. Sono solo le prime 3 partite del Tour de Force con il Trapani, che sarà anche arbitro della sfida al vertice, visto che martedì ospiterà il Benevento al Provinciale e dopo una settimana troverà il Catania al Massimino. Incroci del calendario. Ballottaggi invece in campo per la sfida col Cerignola. Ad esempio nel ruolo di centrale di difesa a destra fra Pieracini e Ierardi. Carnieluti andrà in mezzo con Celli a sinistra. Rientrerà dal primo Donnarumma sull'esterno di sinistra e a destra tornerà Casasola dopo la squalifica. Di Noi e Corbari si contendono la maglia centrocampo e poi lì davanti l'Abbondanza, di sicuro sulla 3/4 dove scalpita Bruzzaniti con lunette d'ausilio pronti come sempre all'impiego. Nel ruolo di attaccante favorito forte, ma in 7 partite così ravvicinate, anche lì previsto turnover. I prossimi giorni, forse già lunedì, visto che la scadenza è il 10, saranno decisivi per il centro sportivo con il versamento del saldo e la conseguente chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo. Ma per queste operazioni non è necessaria la presenza fisica di Pelligra, che, impegni di lavoro permettendo, dovrebbe essere a Catania nella seconda metà di febbraio con l'obiettivo di assistere a partite interne in programma in quel periodo, come il match col Giuliano di domenica 22 e con meno probabilità, anche se il tentativo sarà fatto, la gara con il Trapani del 18. Spettacolare 2-2 tra Potenza e Siracusa al termine di una gara molto nervosa e decisa dal rigore trasformato al minuto 102 da Contini per un pari che serve a poco ma consente ai Leoni, dopo 4 KO consecutivi, di non finire all'ultimo posto in classifica. Marco Petrolito. Spettacolare 2-2 tra Potenza e Siracusa al termine di una gara molto nervosa, decisa dal rigore trasformato al minuto 102 da Contini per un pari che serve a poco ma consente ai Leoni, dopo 4 KO consecutivi, di non finire all'ultimo posto in classifica. Siracusa subito intraprendente, al 14° conclusione di Frisenna parata da Cucchietti, dal corner palla Zanini che però calcia al lato. Dall'altra parte il 19° gran risposta di Farroni sulla conclusione ravvicinata di Schimmenti. Lucani in 10 dal 38° per l'espulsione di Selleri, ma nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, dopo un bel destro al lato di Frisenna, è la squadra di casa a passare. Felippe è bravo ad inserirsi e a finalizzare al minuto 55 un contropiede di Schimmenti. Il gol scuote la squadra di Turati, che attacca subito a testa bassa. Al 71° Zanini ha sui piedi il possibile pallone dell'1-1, ma manda al lato da buona posizione. Gli azzurri ci credono e trovano il pari all'83° grazie ai neoentrati Di Paolo e Arditi, con quest'ultimo che è puntuale a staccare altissimo di testa e a battere Cucchietti. Al 91° però per i Leoni arriva quella che appare come una beffa. Maisto approfitta di un errore in uscita di Limonelli, espulso per un diverbio qualche istante più tardi, e mette un pallone in mezzo che propizia l'incredibile quanto sfortunato autogol di Capomaggio. 2-1, ma non è ancora finita. Il Siracusa non molla, il 102° pareggia grazie al rigore di Contini. Un punto che, nonostante sia arrivato in extremis, lascia comunque un certo rammarico in casa retusea, viste le tante occasioni sprecate, ed una classifica che comunque era e rimane difficilissima. Adesso testa al Cosenza nel turno infrasettimanale esterno di martedì e poi sabato prossimo gran derby casalingo con il Catania. Ancora una pausa, poi le ultime notizie. Torniamo in studio, ancora una notizia prima di chiudere, perché 48 migranti, fra i quali un minore, sono stati salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. Egiziani, sudanesi, iracheni che viaggiavano su un barcone di 10 metri hanno raccontato di essere partiti dalla Libia ieri sera intorno alle 22 e di voler raggiungere il Regno Unito. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola. I 160 ospiti presenti stamani sono sbarcati con il traghetto di linea a Porto Empedocle. Questa dunque era l'ultima notizia. Noi vi lasciamo, vi ringraziamo per essere stati con noi e da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.